Pasquale D'Urso che oggi ha festeggiato ancora perché per la prima volta la Vulture conquista il triplete per quanto riguarda i campionati lucani. Ancora una soddisfazione da questo, come dicevamo l'altra volta, grande gruppo. Ma sì, era la ciliegina sulla torta, quella che oggi tutti quanti noi aspettavamo di raccogliere, di mettere a posto. È chiaro che fare una gara dopo una conclusione, una coda di campionato dove ha visto la squadra primeggiare e vincere dopo una settimana di festeggiamenti non è stato facile dal punto di vista mentale fare un tipo di gara che fosse nella massima disponibilità mentale, quindi un po' questo l'abbiamo pagato in campo, però penso che la gara, al di là della poca brillantezza da parte nostra, sia stata sempre sotto controllo, sia stata una gara che comunque i nostri due portieri che si sono avvicendati sono stati degli spettatori aggiunti, abbiamo sbagliato tantissimi gol, fino anche un rigore, ma va bene così, dai, magari per migliorare il tipo di competizione, perché la formula è una formula giusta, forse va ritagliato uno spazio durante il campionato dove ci possano essere motivazioni per entrambe le squadre, però va bene così, va bene tutto, è un risultato straordinario per noi. E infatti quello che dicevi si è notato soprattutto sulla cattiveria sotto porta perché sono arrivate tantissime occasioni, abbiamo calcolato almeno più di 10 nitide, però è mancato il gol che poi è arrivato alla mezz'ora del secondo tempo con Brindisi. Sì, perché dicevo, dopo una settimana che viene da una vittoria di un campionato fatto come si è fatto noi, avere quella cattiveria, quella determinazione dopo una settimana di festeggiamenti era anche comprensibile, però era importante farla bene e coronare la stagione. Alla fine sono quelle partite dove magari la squadra avversaria ha degli obiettivi ancora davanti, da fare la fase finale dei playoff, una squadra che comunque ha primeggiato per lunghi tratti nel suo campionato, ha vinto una Coppa Italia, è in tiro dal punto di vista emotivo per gli obiettivi appunto di playoff, per la vincita quindi del campionato e quindi avevano diciamo mille motivazioni per ben figurare di fronte a una squadra di categoria superiore. Noi, ripeto, abbiamo pagato dazio sotto questo aspetto, però era importante portare a casa comunque il risultato, lo si è fatto, ruotando un po' tutti i giocatori a disposizione, dando spazio anche a ragazzi che hanno avuto meno minuti, non per questo meno importanti in un gruppo che ha dimostrato di essere sempre lì sul pezzo e oggi anche chi è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte a riprova proprio di questa grossa compattezza di gruppo che ci ha guidato, ci ha dato qualità nella settimana, negli allineamenti durante tutto il campionato e oggi chi è stato chiamato in causa ha fatto comunque il suo. E anche il pacchetto under con i tanti ragazzi che sono entrati in campo 2,98, anche importante per quanto riguarda la Serie D dove ci sono 4 under, anche se cambia un po' l'età degli under in campo, però anche questo è importante per la costruzione della squadra dell'anno prossimo. Ma sì, era importante che i tanti ragazzi che abbiamo avuto a disposizione durante il campionato, anche se hanno avuto poca disponibilità, non tanti minutaggi, però fosse per loro una opportunità di capire come stare all'interno di un grande gruppo, come poter carpire e scippare, tra virgolette, quelli che sono i segreti di grandi ragazzi che hanno dato loro un grosso contributo, da me personalmente tutelati e fatti sentire comunque importanti sempre, a prescindere dal minutaggio, ecco, essere loro stessi attori di tutto quello che si è fatto durante il campionato, per loro deve essere una risorsa importante. Le chiavi in mano per il futuro ce l'hanno, ora sarà a loro dimostrare ancora di potersi giocare queste possibilità che noi gli abbiamo creato durante l'anno. Erano ragazzi che si affacciavano la prima volta in campionati importanti e quindi credo che per loro sia stato una miniera più che un tesoro l'averlo fatto come si è fatto e essere stati lì a capire come si può fare e quello è importante per il loro futuro. E infine, ora questo è l'ultimo impegno della Vulture per quanto riguarda quest'anno, e poi ci sarà la Serie D, un campionato diverso, un campionato molto difficile. Quale sarà la prima caratteristica da portare da questa Vulture al prossimo anno, alla Vulture della stagione 2016-2017? Noi sotto il profilo, diciamo,
della struttura tecnica siamo perfettamente coscienti di quello che siamo, di quello che serve e di quello che è necessario per fare quel tipo di campionato. Ora si tratta di un attimino porre fine ai festeggiamenti nei prossimi giorni e che siano gettati le basi per programmare come sappiamo di poter fare quel tipo di campionato. Sicuramente dal punto di vista tecnico non saranno quelli i problemi, perché abbiamo un patrimonio che per certi versi dal punto di vista tecnico va tutelato e preservato, va integrato, sappiamo come, e però ci aspettiamo poi nei prossimi giorni, valutando soprattutto la società su quello che è quel tipo di campionato, una vicinanza di una comunità che questa volta deve sì testimoniare la vicinanza e quindi dare segno tangibile di una possibilità e di sfruttare questa opportunità per dare visibilità al movimento intero. Ripeto, ora qualche giorno e poi si deve necessariamente fare per il futuro.